Edizione straordinaria emergenza coronavirus, abbiamo ancora mezz'ora per stare assieme, giusto il tempo per darvi gli ultimi dati dopo questa lunga diretta iniziata già da questa mattina, come stiamo facendo ormai da 2 settimane a questa parte. Allora, i dati sono questi, ve li faccio vedere attraverso l'ausilio del nostro personal computer perché il bollettino dell'azienda Zero è appena stato diramato. Allora, totale casi della regione del Veneto 1994, sono più 57 rispetto al bollettino diffuso questa mattina, quindi nell'arco di queste 12 ore ci sono 57 nuovi positivi. Poi la tabella ci permette anche di andare a vedere più nel dettaglio in quali aziende, in quali strutture di ricovero ci sono, appunto ci sono questi positivi e poi ovviamente purtroppo anche i decessi. Dobbiamo riscontrare 5 nuovi decessi nei nosocomi del territorio. Il primo, scusate, vado su e giù con la tabella proprio per permettere la visione migliore in questo momento anche per voi telespettatori. Allora, il primo decesso è stato registrato presso l'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, Borgo Roma. Il secondo è registrato all'ospedale di Treviso, un nuovo decesso. Ospedale di Montebelluna. Ospedale di Cittadella, dunque siamo in Alta Padovana, e poi ospedale Sacro Cuore Don Calabria, Negrar. Ecco, 5 nuovi decessi purtroppo e lo ricordo 1994 sono i casi di positività al Covid-19. Avete sentito il Presidente della Regione che ha detto ora faremo ancora più tamponi, questa è la strategia della Regione che di fatto verrà completata e pianificata. Nei prossimi giorni sapremo meglio perché stiamo ricevendo molte telefonate in queste ore da parte vostra, telespettatori, proprio per capire chi saranno i destinatari di questi tamponi. Sono molte le categorie professionali che hanno chiesto di poter avere un tampone, ma ovviamente la strategia ancora non è stata definita. Fatto sta che questa è sicuramente una buona notizia. Ci sono molte notizie da dare in questa ultima mezz'ora a nostra disposizione, sono legate ai programmi, primi interventi di sanificazione di strade e strutture. Quello che ho in mano è un comunicato stampa di Stavno, domenica 15 marzo, primi interventi nei centri più popolosi, in partenza interventi straordinari di sanificazione per contribuire a garantire la sicurezza della cittadinanza in questo momento di emergenza. E poi ancora un altro comunicato stampa che arriva da Vedelago. Per Vedelago è stato attivato un servizio di spesa a domicilio. Io ovviamente vi invito ad andare a vedere le pagine Facebook e le pagine dei comuni per poter trovare tutti i numeri verdi a cui poter fare riferimento proprio per poter avere la spesa a casa. È un servizio che viene fatto per gli anziani e per tutti i soggetti positivi che si trovano in isolamento domiciliare. Adesso vi propongo un servizio interessante, andiamo a Vicenza perché ovviamente ci sono tutti i luoghi dell'arte e della cultura che sono stati chiusi, tra questi c'è anche il Teatro di Vicenza che purtroppo sta già facendo i conti con il calo considerevole del fatturato. Questo teatro è vuoto di qualsiasi tipo di emozione in questo momento, sappiamo che è temporaneo, però purtroppo in questo momento è così, non possiamo farci niente. Il palcoscenico del Comunale di Vicenza si presenta così, fragorosamente silenzioso, silenzioso e vuoto dove il tempo sembra sospeso. Davvero ancora una volta il teatro diventa specchio e rappresentazione della società. Anche qui, come nelle piazze, le attività sono state bloccate dal coronavirus. Gli spettacoli sono sospesi dal 24 febbraio scorso, un danno che si preannuncia già molto pesante. Finora abbiamo fatto una stima dei danni di circa 500.000 euro. È chiaro che la problematica la risolveremo più avanti recuperando, però come dire, la stagione è persa. 49 spettacoli saltati fino al 5 di aprile. E con 350.000 euro in meno di incassi mancanti, 18.000 spettatori in meno che non frequenteranno questo teatro, stiamo come dire, lasciando a casa una cinquantina di persone,
lavoratori che in questo ambito collaborano con noi e tutto l'indotto che ovviamente c'è attorno a noi, quindi alberghi, ristoranti e tutto quello che ne consegue. Dietro le quinte le attività invece sono frenetiche per tentare di recuperare e garantire la programmazione quando la quarantena sarà revocata. Ci si aspetta un aiuto sostanzioso dagli enti pubblici per tutto il lavoro andato in fumo. Per il momento arriva la solidarietà dei cittadini con gesti eloquenti. La cosa più bella, più commovente e più emozionante che posso dire è che tantissimi abbonati, tanti spettatori ci hanno scritto e ci hanno chiamato per dire che non vogliono il rimborso delle quote abbonamenti, non vogliono il rimborso dei biglietti che hanno speso, perché capiscono che il momento è difficile per il nostro teatro e quel sostegno serve anche a noi, per quanto sia contenuto, è un sostegno meraviglioso che ci anima e soprattutto ci dà una grandissima forza, una grande energia per continuare. Notizia dell'ultima ora, ANSA battuta davvero in questo momento il team manager della società ciclistica Zalfa Euromobil Desiré Fior. Luciano Rui è ricoverato da ieri all'ospedale di Vittorio Veneto perché è stato trovato positivo al coronavirus. Era da alcuni giorni che avevo qualche linea di febbre, ha dichiarato Rui, mi è stata riscontrata la positività al coronavirus. L'ultimo impegno ufficiale di Rui era stata la Firenze-Empoli dello scorso 22 febbraio. Da quel giorno, anche a seguito della sospensione dell'attività sportiva del team, non aveva più frequentato né atleti né il quartier generale del team. Abbiamo anche un'altra notizia, ve la leggo proprio così in diretta: i 101 ucraini bloccati al confine con la Slovenia stanno arrivando a Padova. Sapete che il confine è stato bloccato, dormono in albergo e domani decollano da Treviso. Grazie, continuiamo a ricevere gli aggiornamenti in modo da potervi riferire davvero tutto quello che sta accadendo in questo momento nella nostra regione. E a questo proposito, prima vi ho parlato di spesa a domicilio attivata dal Comune di Vedelago, adesso invece andiamo a vedere lo stesso tipo di aiuto, soprattutto nei confronti delle persone in difficoltà, sempre nel Vicentino. Lanciamo un'iniziativa, noi di Vicenza e Vicentini, per andare in supporto a tutte le categorie che sono in difficoltà in questo momento o che possono trovarsi in difficoltà, per cui parliamo delle persone anziane, over 65, parliamo anche di quelle categorie quali le botteghe, i vari casolini, come li chiamiamo noi nel territorio, che possono avere delle problematiche anche economiche. 349 14 17 162. Chiamando questo numero sarà possibile farsi recapitare la spesa a domicilio. In questo modo gli aderenti dell'Associazione Vicenza e Vicentini vogliono dare un aiuto concreto ai cittadini che stanno particolarmente soffrendo gli effetti delle restrizioni dovute al coronavirus. L'associazione si fa intermediaria di due criticità, facendo incontrare due diversi bisogni. Da una parte gli anziani non completamente autosufficienti e gli over 65, anche solo intimoriti a uscire di casa per fare la spesa, e dall'altra le botteghe di vicinato alle prese con il crollo dei consumi. Un connubio che porta a vantaggi reciproci. L'attività della spesa a domicilio sarà operativa 2 volte a settimana, il mercoledì e il sabato, fino al 3 aprile. E il nostro obiettivo è quello di andare a fianco delle botteghe di vicinato e soprattutto di dare un servizio alle persone over 65, le persone anziane che in questo momento sono costrette a rimanere in casa. Il nostro obiettivo è quello di, attraverso il numero che appunto sarà disponibile, dare un servizio sicuro, nel senso che tutti i nostri operatori seguiranno le disposizioni sanitarie, quindi mascherina e guanti. Venezia è stata rinviata a data da destinarsi la 42esima edizione di Sueso per i ponti. La marcia non competitiva prevista per il 19 aprile prossimo lo ha reso noto il comitato promotore assieme al consiglio direttivo TGS Eurogroup. Ci fermiamo per pochi secondi e poi di nuovo insieme con l'edizione straordinaria. Edizione straordinaria, buonasera, continuiamo a parlare dell'emergenza. Devo darvi un paio di notizie interessanti perché è arrivata una mail alla nostra redazione
in cui una persona dice che ha visto circolare sul web questa notizia, il famoso fake, la notizia falsa, secondo la quale sarebbe stato attivato un prelievo forzoso dai conti correnti dei cittadini per affrontare l'emergenza coronavirus. Ovviamente è una bufala, questo cittadino ci chiede: ma è vero? Ovviamente no. Se volete dare una mano lo potete fare volontariamente attraverso l'IBAN che vi abbiamo fatto vedere più volte nel corso di questa edizione, eventualmente ve lo faremo rivedere al termine di questa edizione straordinaria. Conto corrente attivato dalla Regione del Veneto per poter donare volontariamente qualcosa per sostenere il sistema sanitario, ma ovviamente nessun prelievo forzoso, ci mancherebbe altro. Generosità, abbiamo parlato tanto di solidarietà facendovi anche di piccoli esempi, una catena che si è mossa fin da subito. Allora adesso andiamo a vedere che cosa sta accadendo nel Padovano. 800.000 euro raccolti in 48 ore fra 577 imprese di Assindustria Veneto Centro, imprenditori di Padova e Treviso. L'associazione si tiene in costante contatto con le direzioni generali dell'azienda ULS 6 di Padova e azienda ULS 2 di Treviso e ha già fatto i primi ordini di acquisto di apparecchi medici e di altri dispositivi sanitari per rafforzare le strutture di terapia intensiva. Apparecchi e dispositivi cominceranno a essere nella disponibilità delle due ULS già dalla prossima settimana. Chi da solo invece ha donato ben 1 milione di euro all'ospedale di Padova è l'imprenditore della distribuzione alimentare Francesco Canella, padovano, che ha coinvolto i suoi 4.000 dipendenti nell'iniziativa. Complimenti! Ma guardate cosa succede da un gesto di amicizia e cortesia come scrivere una lettera. Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, lo scorso 4 febbraio aveva inviato una lettera al sindaco di Guangzhou in cui esprimeva vicinanza e solidarietà ai cittadini della grande città cinese alle prese da alcune settimane con l'emergenza causata dal coronavirus. Il sindaco Wen Gui aveva risposto con una toccante lettera auspicando sempre più stretti legami di amicizia e collaborazione tra le due città. Detto e fatto, è di venerdì la notizia che Guangzhou invia un messaggio di vicinanza e amicizia e annuncia la decisione di donare alla nostra città 300.000 mascherine di protezione e 200 termometri a infrarossi. Adesso guardate il Corriere delle Alpi, la pagina del Bellunese mostra quello che vi stiamo raccontando da giorni, oltre ai controlli della polizia e delle interforze, adesso arriva anche l'appello dei sindaci: cari turisti, state a casa. E ci sono proprio le voci, nello specifico per esempio il sindaco di Auronzo, Tatiana Paes-Becker, dice: ne ho trovati parecchi a passeggiare intorno al lago di Misurina e quello di Antorno, tutte le auto con la targa non bellunese, perfino dalla Lombardia ne ho visti alcuni sdraiati a prendere il sole vicino alla neve sul lago Antorno, come nulla fosse accaduto. Ecco, questa è un po' la denuncia che arriva dai sindaci delle nostre belle città delle Dolomiti, ovviamente tra Auronzo, Pieve di Cadore, ce ne sono tantissime, poi ovviamente Cortina, i tanti possessori di seconde case. L'invito è proprio quello dei primi cittadini a stare a casa, di fatto è quello di osservare quello che il decreto per fermare il contagio sta dicendo ormai da giorni. Quindi è importante comunque ripeterlo nel caso qualcuno ancora non avesse capito che cosa bisogna fare. La crisi dei vivai. Adesso andiamo nel Padovano per raccontarvi, lo sapete che lungo lambisce il comune di Saonara è la famosissima strada dei vivai. Era famosa perché era la strada in cui si correva molto veloce, quindi sono stati messi molti autovelox, ci sono tantissimi vivai, il cuore pulsante della produttività del territorio. Ovviamente adesso sono tutte categorie che sono in crisi. Il florovivaismo padovano e veneto continua a lavorare per seguire il ciclo naturale delle piante e dei fiori, ma il suo mercato è fermo. Fiori e piante che sono state consegnate prima del decreto del governo non sono state pagate e ora non si può consegnare per la vendita più niente. Stiamo subendo un calo, anzi un annullamento degli ordini dei prodotti. Alcuni dei nostri prodotti dei piante sono fermi alla frontiera. I garden, che sono i nostri maggiori interlocutori che vendono i nostri prodotti, sono chiusi.
Alcune delle manifestazioni più importanti e delle fiere più importanti sono state annullate, quindi per noi è un momento davvero tanto difficile. Le associazioni di categoria Flor Veneto e Floro Vivaisti Veneti hanno scritto all'assessore regionale Giuseppe Pan, esprimendo la loro preoccupazione per una situazione che paradossalmente è molto critica proprio a primavera appena iniziata. Le vendite che abbiamo fatto a gennaio-febbraio si protrarranno più avanti, quindi di conseguenza anche i pagamenti verranno slittati, quindi con conseguenze negative. Inoltre devo dire che ci sono delle aziende, sono le aziende ortofloricole, che hanno dei prodotti con cicli produttivi molto brevi di 2-3 settimane, piantine da orto ma anche fiori stagionali, diciamo, e che in questo momento le serre sono piene di questi fiori, dovrebbero essere venduti in questo periodo. Se non vengono venduti nel giro di qualche settimana, questi produttori dovranno buttare via tutto. Cerchiamo di tutelarci come possiamo, a più riprese vi abbiamo raccontato le storie dei tanti farmacisti che magari in mancanza di mascherine sono costretti a riutilizzarle, poi anche a trovare nuovi modi per mantenere la giusta distanza di sicurezza dei loro clienti. Al di là degli ingressi contingentati c'era già la farmacia di Ponte San Martino a Treviso che aveva alzato una barriera trasparente. Vediamo che cosa succede a Bassano del Grappa. Parola d'ordine: mantenere le distanze almeno 1 metro se non di più. È la raccomandazione che viene ripetuta in continuazione, ma come fare quando il tuo lavoro di fatto ti porta ad avere un contatto costante con il pubblico? La domanda se l'è posta la farmacia Pozzi di Viale Scalabrin di Bassano del Grappa e ha trovato anche un modo singolare per venire incontro ai propri clienti e allo stesso tempo rispettare le norme dettate dal decreto del governo. Ed ecco che fuori dalla farmacia sono comparsi 2 banchetti con il necessario di questi tempi di coronavirus, dal gel lavamani agli integratori, all'esterno per i clienti comunque in attesa a debita distanza anche i funghi riscaldanti. Ancora Bassano del Grappa con iniziative anche qui a sostegno delle famiglie. Io vi invito nuovamente a contattare i comuni di riferimento e poi anche a tenervi aggiornati guardando i siti internet ma anche le pagine Facebook. Molti sindaci stanno comunicando con i loro cittadini anche attraverso i social network. E poi c'è il caso del sindaco di Albettone Gio Formaggio, ve l'abbiamo raccontato ieri, che ha di fatto reso pubblico attraverso uno striscione il suo numero di cellulare. Non ci sono, è stato l'unico gesto di fatto così estremo, ma moltissimi sindaci si stanno mettendo a disposizione dei loro concittadini. Infatti oggi è arrivato il grande ringraziamento a loro da parte del governatore Luca Zaia. Ancora Bassano del Grappa. Dopo l'atto di indirizzo emanato lo scorso 3 marzo, nei giorni scorsi la Giunta Comunale di Bassano ha lavorato alla definizione dei primi interventi di sostegno economico alle famiglie e alle aziende locali, maggiormente colpite dall'emergenza sanitaria provocata dal coronavirus. Dopo aver analizzato i dati per la quantificazione dei possibili interventi e aver reperito le risorse necessarie, la Giunta Comunale è pronta ora a stanziare un fondo finalizzato principalmente a 3 azioni ben precise. La prima è rivolta alle famiglie e prevede il riconoscimento di un contributo per le rette di asili nido e scuole dell'infanzia. 2, invece, gli interventi rivolti alle aziende cittadine costrette a interrompere la loro attività. La sospensione dell'imposta di soggiorno e la proroga dei relativi adempimenti e la riduzione della quota annuale della COSAP dovuta per l'occupazione del suolo pubblico da parte dei banchi del mercato, bar e ristoranti. Anche in questo secondo caso è previsto anche il rinvio del versamento dovuto. La settimana scorsa, come Giunta Comunale, abbiamo deliberato un atto di indirizzo per la definizione dei primi interventi a favore delle famiglie e delle attività economiche a seguito dell'emergenza sanitaria del coronavirus. Analizzati i dati per la quantificazione dei possibili interventi e reperite le risorse, verrà stanziato un apposito fondo principalmente finalizzato alla sospensione dell'imposta di soggiorno e dei relativi adempimenti, alla riduzione del canone annuale della COSAP dovuta per l'occupazione del suolo pubblico da parte dei banchi, dei mercati, dei bar, dei ristoranti, oltre al rinvio del pagamento, al riconoscimento di un contributo in relazione alle rette pagate dalle famiglie per gli asili nido e le scuole di infanzia. Nei prossimi giorni verranno posti in essere tempestivamente gli atti amministrativi necessari per l'attuazione concreta di tali interventi. Bassano c'è anche in questo momento.
Vediamo adesso davvero le ultime notizie prima di salutarci. Il commissario Borrelli ha parlato oggi delle mascherine, anche qui questo è davvero il grande problema, le mascherine non ci sono, nonostante siano monouso si stanno riutilizzando, magari sanificandole perché non ci sono, stanno chiudendo i confini alla frontiera e quindi anche se le volessimo ordinare non arriverebbero. Allora il commissario Borrelli ha dichiarato questo: purtroppo noi non abbiamo attualmente una produzione nazionale di mascherine perché in passato è stata considerata di basso margine per gli operatori economici e quindi ora ne vediamo le conseguenze. Del resto è compito del commissario Arcuri quello di razionalizzare e individuare strutture che possano essere riconvertite per la produzione. È un'ipotesi che si sta valutando, lo ha detto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli in una conferenza stampa proprio presso la sede della Protezione Civile. Questo l'ha detto Borrelli, le stesse cose le ha dette il presidente Luca Zaia. Stiamo cercando di far da sé, come di fatto sanno fare i veneti, stiamo cercando una modalità per poterle autoprodurre. In questo caso si parla di riconversione delle strutture per poter di fatto creare delle fabbriche ad hoc per produrre mascherine e quindi davvero rifornire tutti gli operatori sanitari, ma non solo, le farmacie ed anche tutti i cittadini che oggi non trovano mascherine per poterne utilizzare. Andiamo a vedere insieme se ci sono degli ultimi aggiornamenti prima di salutarci. Non vi avevo detto che Fontana, il governatore della Lombardia, ha assunto Bertolaso, l'ex capo della Protezione Civile, come consulente personale per l'emergenza. Di fatto Bertolaso era stato conteso, invocato anche da tutta l'opposizione e quindi anche qui purtroppo, nonostante l'emergenza sia una, si trova sempre un'occasione per litigare e dunque è scontro tra il governo e la Lombardia. Altri aggiornamenti per quanto riguarda il nostro Veneto in questo momento non ne abbiamo, sono ore cruciali, come lo sapete, per l'evoluzione della crisi. È stato detto che intorno al 18 ci dovrebbe essere il picco e da lì in poi dovremo riuscire a vedere i primi effetti delle misure di contenimento che sono state messe in campo dal governo. Con queste ultime notizie, dopo queste lunghe ore di diretta, io vi ringrazio per essere stati come sempre in nostra compagnia. Domani saremo ancora qui come sempre per darvi tutti gli aggiornamenti in merito a questa emergenza. Grazie ancora e buona visione su Antenne 3. Arrivederci.